Buongiorno a tutti, oggi vorremmo introdurre la Scuola dell'Educazione sulle Arti, che è un progetto e un programma dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Genova, in collaborazione ovviamente col settore biblioteche, che ha il piacere di dare voce e dare una certa operatività a questo ciclo di incontri e diciamo, di contenuti importanti da condividere con i giovani e con la cittadinanza. L'idea è, che cos'è la Scuola di Educazione delle Arti? È un progetto che mira ad avvicinare i giovani alle professioni dell'arte, alle professioni dell'artigianato. L'artigianato è inteso come qualcosa di complesso, di elevato anche, no? E quindi con l'intento di far cosa? Di avvicinare i giovani e di valorizzare queste tradizioni della nostra regione, della nostra cultura, e in un'ottica anche di valorizzazione anche del territorio, naturalmente. È un percorso che sicuramente dovrebbe attrarre sicuramente i giovani. Noi avremo una prima finestra importante di lancio di questo programma già in orientamento il prossimo 12 novembre, dove alla Biblioteca degli Amici terremo, diciamo, un incontro introduttivo che fa un po' da lancio, diciamo così, al percorso. Ricordo a tal fine che nell'ambito della Scuola delle Arti si inserisce anche diciamo, il programma di Genius Loci, di questo Umberto Putte ci racconta qualcosa, direi. Grazie Massimo, sì, due eventi anch'essi, uno specificamente il 15 di novembre, un venerdì, sempre qui alla Berio, luogo assolutamente significativo, alle 17 racconteremo le antiche trattorie di San Pier d'Arena, ahimè quelle che non ci sono più, ma sarà uno spaccato del tempo che fu, ricco di suggestioni. E poi ci incontreremo il 6 dicembre, sempre qui alle 17 in Berio, per gli auguri di Natale, ma attraverso la cuciniera di Giobatta Ratto, il primo ricettario della cucina genovese, che poi ebbe anche grandissimo successo e precedette l'Artusi. Sono eventi questi che vi abbiamo raccontato, indirizzati anche molto ai giovani, no? Per avvicinarli davvero alle professioni creative, del fare artigiano, le professioni del gusto, opportunità professionali in un tempo che ne ha davvero bisogno. E quindi vi aspettiamo qui alla Biblioteca Berio, ma certamente anche all'anteprima presso De Amicis il 12 di novembre in occasione del Salone Orientamenti, molto frequentato da scuole e giovani. Buona serata a tutti. Grazie, qui da Berio.